Stefano, vieni con me che ti mostro una roba proprio eccezionale oggi, delle trippe alla vicentina. Erano di vitale importanza perché la conservazione dei cibi era l'unico modo per poter sopravvivere durante l'estate. Ciao ragazzi, benvenuti a Romano Tezzolino nel giorno degli angoli rustici, questa manifestazione bellissima, estremamente suggestiva, inserita nel ricco programma del Palio di Romano. E che cosa sono gli angoli rustici? Sono praticamente la storia raccontata direttamente dalle contrade, che diventano attrici protagoniste di se stesse, di quella che era la vita di un tempo, la vita contadina, con i mestieri di una volta, con il cibo di una volta, con i riti, con i sacrifici, con i valori che contraddistinguevano quell'epoca in cui forse quegli stessi valori oggi sono stati un po' dimenticati. Tra poco vi porterò in ognuna di queste 7 contrade dove sono state rievocate delle situazioni veramente bellissime e suggestive, tutte da vedere e da godere. Prima però andiamo a capire che cos'è per gli organizzatori, perché pensate che dietro a tutta questa organizzazione c'è un piccolo esercito fatto di 800 volontari. 800. Tutto nasce in primis dalla voglia di stare insieme, di voler condividere dei momenti, e questo ha fatto sì che il Palio diventi grande, perché è partito semplicemente con un ritrovo in piazza con polenta e oganeghe e la corsa dei mussi, per poi arrivare da decoriamo le vie del paese, e da lì le contrade hanno risposto invece con questo, quello che adesso potete vedere tutti i giorni, cioè tutti gli anni in realtà. E è un lavoro di un anno di ricerca, e non vediamo l'ora che arrivi questa giornata, e tra di noi ci piace proprio augurarci buon Palio, e ogni anno alla mattina puntuali ci mandiamo un messaggio tra tutti gli organizzatori e i capi contrada per augurarcelo, ed è un momento che attendiamo con frenesia sempre, e questa giornata di sole e vedere tutte queste persone qui per vivere l'esperienza e questi musei al cielo aperto veramente ci riempiono il cuore. Si sentono coinvolti anche i più giovani, ne diamo un po' l'esempio anche noi come direttivo, che siamo 8 ragazzi dai 30 ai 36 anni, che non abbiamo vissuto quell'epoca, ma l'abbiamo vissuta da piccolini, vivendo di racconti e ricordi di chi era più vecchio di noi e di chi veramente l'ha vissuta. È qualcosa per noi di intrinseco che è nel sangue, e noi ci sentiamo proprio figli del Palio e vogliamo che tutto ciò non abbia mai fine, quindi speriamo che questi bambini che vedrete in questa giornata e che avete visto in questa giornata magari fra qualche anno siano qui al posto mio o di qualcun altro e portino avanti questa manifestazione. Questa è la Contrada Zaghi e come vedete il tema è tra erbe, falsi e restei. Qui fanno vedere cosa voleva dire vivere in campagna almeno un secolo fa. Il nostro tema è tra erbe, false e rastei. Andremo a rivedere tutto quello che è la parte del campo, dal sfalcio dell'erba alla creazione degli oggetti stessi, dalla falce al rastrello, alla forca e alla costruzione, ma non solo. Il prato non era solo filagione per da mangiare agli animali che poi venivano ingrassati per fare il latte o altra cosa, ma in campo c'erano anche le erbe officinali, le erbe spontanee, e noi qui faremo vedere, ci siamo con le erbe, con i radici di can, con l'aglio orsolino e con tantissime altre erbe. Oltre a questo abbiamo anche delle farine prese dai campi di orzi che sono spontanei. Ecco, tutto questo è un rivivere un giorno proprio come i primi Novecento. I valori di questa memoria sono inestimabili. Il nostro piacere di fare questo è trasmettere ai nostri figli, sperando che loro un domani continueranno a portare avanti le nostre tradizioni, perché tutto passa dai nonni, dai padri ai figli. Alcune cose non lo troverete mai nei libri, da nessuna parte. Questo è il vero valore, stare insieme, l'aggregazione e il ricordo, e trasmettere tutto quello che siamo noi oggi. Non dico come sta andando il mondo perché lo sappiamo, ma noi oggi siamo nel 1920. Anzi, 26 vorrei dire, 100 anni fa giusti.
E qui in contrada Zaghi si può fare la conoscenza con quella struttura curiosa che vedete alle mie spalle. Quello era il frigorifero dei montanari. Questo qua sarebbe una riproduzione del vero vecchio fogliarolo del Grappa. Nel Grappa una volta non aveva certo né frigoriferi né zone ombreggiate né sterici. Durante il periodo estivo bisognava tenere i prodotti caseari, i prodotti e altro in fresca. E cosa facevi? Inventava questi fogliaroli e scavava una gran fossa sotto la roccia di 6, 7, 8 metri di profondità per 4-5 di diametro, e durante l'ultima neve di febbraio gli riempiva e fraccava neve e foglie di fagaro, neve e foglie, diventava un unico blocco di ghiaccio e si manteneva per tutta l'estate. E cosa veniva conservato? Specialmente i magari per i formaggi. Dopo qualcuno aveva qualche mascetto da copare, un tocco di sado, avevi qualcos'altro, una gallina da tenere in fresca, gli metteva tutto dentro nel fogliarolo già sara, là si conservava. E quanto sono stati importanti i fogliaroi per la sopravvivenza della gente in montagna? Erano di vitale importanza perché la conservazione dei cibi era l'unico modo per poter sopravvivere durante l'estate in montagna, solo per quanto riguardava chi faceva l'alpeggio. C'era chi li usava comunque i fogliaroi anche come unità abitativa. Ai tempi della Serenissima i boscaioli vivevano nei boschi, specialmente nelle grandi faggete o altro, per procurare legname di castagno, di faggio, da mandare giù alla Serenissima per fare le famose navi. Sì, che vivevano qualche mese in questi boschi e costruivano questi capanni e li usavano anche come unità abitativa. Questa è contrada Farronati e qui il tema è la luce. La luce fatta in casa, vedrete perché, ma poi c'è spazio anche per qualche golosità d'altri tempi. Quest'anno abbiamo voluto far vedere la costruzione delle candele, ma candele di pura cera d'api. Partiamo dalla raccolta della cera, dalle api, lo scarto praticamente delle api, e abbiamo tutta la filiera, dallo stoppino, dalla nodatura dello stoppino, dalla prima immersione, tutte le varie immersioni delle candele, tutte le fasi per costruire una candela. Poi giustamente siamo su una casa storica dove la casa parla da sola perché gli attrezzi, ci sono tante cose che ricordano una volta. Poi abbiamo anche dei lumini, perché il nostro percorso è quello della luce e qua troviamo tutta la luce che c'era in quel tempo. Lumini, candele, stoppini. Stiamo costruendo la diavolina ecologica. Mettiamo questi legnetti tutti alla stessa dimensione. Al centro ci mettiamo lo stoppino, poi il tutto va immerso nella cera calda e voilà, questa serve per accendere il fuoco. È lo starter di una volta. Esatto. Poi di qualcosa di goloso che caratterizza la nostra contrada è la panna storti. Infatti abbiamo qua Gian Domenico che li sta facendo proprio in diretta. È caratteristica anche della nostra contrada. Si chiamano storti perché si parte da una pastella segreta, semplice ma segreta, poi si arrotola velocemente, per questo sono storti, perché se non sono storti non puoi metterci la panna sopra. Per noi è un valore storico, simbolico, ci ricorda i nostri genitori, i nostri nonni e abbiamo tutti in mente questi lavori, cioè tutto quello che facevano proprio una volta in semplicità. Questa è la contrada Marchi e qui è tempo di bacco, tabacco e Venere, ma anche di festa, di giovialità, di stare insieme sulle note della fisarmonica.
Allora, qui partiamo dall'ingresso, ci sono degli artigiani che lavorano il legno, delle sigaraie che fanno sigari come Stiani, la grappa con l'alambico che si faceva di Frodo, ancora adesso non si può fare, però per questo giorno si può. E poi si va più avanti, c'è la fisarmonica, che è il tema principale dell'angolo, diciamo. Noi siamo a Romano, però la Val Brenta è molto vicina, e quell'epoca tantissimi paesani partivano anche come contrabbando con vestiti di tabacco sotto e portavano il tabacco in vari luoghi qua della Pedemontana. Il centro era la Valsugana perché lì veniva coltivato. E poi tutto il commercio era nei paesi limitrofi praticamente. Quindi è stata importante la cultura del tabacco per la sopravvivenza della gente di qua? Ma certo, c'era famiglie che vivevano di contrabbando, c'erano famiglie che vivevano di contrabbando, famiglie e anche donne proprio che facevano trasporti di tabacco. E le fisarmoniche? Le fisarmoniche, per riallegrare un po', è uno strumento che nasce diciamo dall'Austria, però l'Italia è uno dei fulcri, uno dei posti più che vengono fatte anche in centro Italia, soprattutto a Castelfidardo c'è la mostra, c'è un museo delle fisarmoniche e qui oggi abbiamo degli anziani anche dei giovani che sono alla fisarmonica, abbiamo delle fisarmoniche in mostra degli anni 30 con una collezione abbastanza importante anche. Pochi strumenti credo come le fisarmoniche sanno dare allegria, no? Certamente sì, basta 2 fisarmoniche e hai fatto già la festa. Contrada Carlessi, qui si evoca e si rievoca un'antica arte, quella del martello e scopello, ovvero gli scalpellini, un tipo di economia che ha garantito la sopravvivenza per decine e decine di famiglie in questo comprensorio almeno fino all'800. E sotto quel portico si sta animando una scenetta divertente grazie agli attori residenti in questo territorio che stanno facendo un po' vivere anche in maniera divertente ciò che rappresentava questo tipo di lavorazione e di economia per il territorio. Da fare che tra poco sei qua, Iomani. Dai, svegliate fuori, che sia mattina che si pensa a manina. Io qui dentro scrivo la storia della contrada. Nadia è capocontrada di Contracarlessi e Pragalera, una persona per noi molto importante sia per la sua storia ma anche perché è la figlia del fondatore del Palio, quindi va ricordato. Quest'anno noi facciamo come tema Martelli e Scarpelli, che è praticamente la storia degli Scarpellini, una storia molto importante per noi che siamo di questa zona, a ridosso del Grappa, perché questa dal 1500 al 1900 è stata una zona dove il marmo ha dato da lavorare a moltissime persone. Il Grappa era famoso per 4 tipologie di marmi, il biancon, il campanietto, il verdello e altri ancora, era molto famoso ed erano marmi molto pregiati. Gli scalpellini hanno vissuto e lavorato fino al 1800, dopodiché sono andati all'estero e l'arte del marmo è un po' sparita. Però ecco che noi la riproponiamo a distanza di 20 anni, perché 20 anni fa in quest'angolo rustico abbiamo fatto Martelli e Scarpelli, la stessa storia. All'epoca la prima generazione era il traino della storia, c'era Gianni Moda, storico Gianni Moda che era l'attore protagonista. Quest'oggi abbiamo la terza generazione, solo giovani, io ho smesso di recitare, solo giovani che porteranno avanti la nostra cultura e la nostra storia. Una storia che è stata sviluppata insieme agli amici di Pove, dell'associazione Amici dell'Arte Lapidea, e con una serie di artisti e artigiani, quindi cultura e storia. Eccoci arrivati a Contratorre, qui si torna bambini, si torna fanciulli e ci si ingegna con i giochi semplici ma ricchi di valore di una volta. In Contratorre trovate il giardino dei giochi dimenticati. Vogliamo farvi ritornare bambini, vogliamo farvi divertire, vogliamo farvi capire che con l'ingegno e con poco potete fare grandi cose.
C'è un po' una nostalgia in questo. Secondo me la nostalgia c'è, ma le persone non la vogliono ricercare, quindi sentono che manca qualcosa alle loro giornate, alla loro quotidianità, al loro essere persone complete, e secondo me manca questo, manca il saper divertirsi, ritornare bambini, essere bambini spensierati e fare dei grandi giochi con il poco che hai in casa. È un valore che è stato perso questo? Sì, certamente. È stato perso, ma però ci stiamo accorgendo che l'abbiamo perso. Però tutto torna. L'allegria, la fanciullezza, il zero pensieri, secondo me danno tutto questo, danno anche un ritorno ai ricordi, e forse per i ragazzi della nuova generazione magari li portano a capire che non è tutto quello che hanno loro, ma c'è stato un tutto prima di loro. E ora Contrada Molinetto, dove viene ricordato un momento veramente particolare della vita di Romano Dezzolino, ovvero la presenza del medico, che oggi diamo per scontata, o quasi, nei comuni, ma un tempo non era proprio così. In questa occasione sono nelle vesti del dottor Raniero Cotti Borroni, medico condotto. È una figura storica? È una figura storica perché, passata la seconda guerra mondiale, le persone, soprattutto dei paesi rurali più piccolini, non avevano un medico di famiglia. Il medico era un medico alle dipendenze del comune, quindi era assunto dal sindaco, aveva un ambulatorio di gestione sempre del sindaco ed era a disposizione di tutte le persone che economicamente non potevano permettersi un medico. Ed erano tante all'epoca? Erano molte di più di quelle che si potrebbe pensare, sì. Questo è un ambulatorio molto fedele rispetto a quello che c'era un tempo? Sì, abbiamo voluto, nei limiti della possibilità, ricalcare, riprendere quello che si poteva vedere in un ambulatorio della fine del secondo dopoguerra, quindi strumenti che possono anche farci sorridere al giorno d'oggi, perché non lo so, acqua viene raccolta in un catino e non è molto igienico, no? Con gli standard che abbiamo al tempo d'oggi. Però questa è storia. Questa è storia, non si può. Questa è Contrada Cacornaro, dove si è scelto di dare risalto alla radio. Perché questa scelta? Perché quando arrivò in paese, intorno agli anni 20, rappresentò un punto di svolta molto importante, perché di fatto diventò il punto di connessione della comunità con il mondo, in un mondo ancora che qui era prettamente agricolo, quindi anche relativamente chiuso. Ma all'interno della contrada c'è anche la riscoperta della vita quotidiana di un tempo, soprattutto in cucina, con i sapori contadini veri di un tempo. Per quest'anno a Contrada Cacornaro vi portiamo in un viaggio scoprendo la storia della radio, dagli anni 20 fino ai nostri giorni, quasi gli anni 50. La radio era di pochi per pochi, perché era un oggetto di pregio costoso. Diciamo che però è stato il primo strumento per mettersi in collegamento col mondo. Il primo strumento per mettersi in collegamento col mondo, diffuso nel nostro territorio per opera di propaganda del regime fascista. Però vedo che non c'è solo la radio qui, c'è anche vita. Non c'è la radio, mentre nelle campagne la radio non era presente, era molto appunto costosa e non si poteva avere. In città i signori riuscivano ad avere invece questi oggetti di pregio, di valore, e non solo, riuscivano anche ad avere il grammofono, per esempio, per riuscire a passare momenti di svago, divertirsi, sia in campagna, quindi con grammofoni portatili, sia in città con grammofoni fissi.
Però vedo anche scene di vita quotidiana. Scene di vita quotidiana sono in tutti gli angoli rustici, rappresentate regolarmente proprio per far immergere lo spettatore, il visitatore in questi momenti di storia passata. Dai Stefano, vieni con me che ti mostro una roba proprio Pronti? eccezionale oggi, Delle No. trippe alla Vicentina. Mamma mia, e cosa vuol dire la Vicentina? Alla Vicentina sono fatte in maniera molto rustica, cioè che cipolle, carote e tanti profumi. E quanto tempo è lo che fa? Se 4 ore che bolle qua, su una stufa a legna che di conseguenza verranno Che fatte profumo. però l'altra chicca Vedo un altro quercio. è questa, che è un altro quercio che abbiamo fatto un minestrone Signora. con fagioli, patate, carote, però dulcis in fundus. Anche la sorpresa. C'è il Signore. piedino del mascio, che chiamo qua? È proprio i sapori contadini questi. Sapori vecchissimi, contadini, proprio il minestrone di nonni. Ben voglia di vivere come una volta. Sì, viene tanta voglia di vivere una volta. Ti presento anche a Lucia, A Lucia se devo fare il burro, adesso ti spiegherai com'è che funziona questo. Ma qua siamo con tecnologia d'avanguardia però, Del resto No, qua no. la prima radio, Viene a comprare avanti. Ah, sì.